Ben ritrovati dalla redazione. Frontale sulla A23, 4 auto coinvolte e 7 feriti. L'incidente in una zona di cambio carreggiata dopo che un camion aveva perso alcuni attrezzi. Sul posto i vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari. I feriti sono stati trasportati a Udine e Tolmezzo. Trieste, Cabinovia, la delibera arriva in consiglio con proteste in piazza e tensioni in aula. È cominciata la prima seduta del Consiglio Comunale in cui si discute della delibera sulla variante al piano regolatore per la cabinovia, in merito alla quale sono stati presentati centinaia di emendamenti e oltre 3.000 osservazioni. Mentre in aula maggioranza e opposizione si sono scontrati sull'opera anche con alcuni momenti di tensione, in Piazza dell'Unità d'Italia è andata in scena la protesta del comitato No Ovovia. Appalti irregolari indetti da vari enti locali della provincia di Gorizia per l'acquisto di nuovi scuolabus, ben 7 bandi vinti illecitamente dalla stessa società con sede in provincia di Venezia. Le procedure risultate turbate in relazione alla scelta del contraente ammontano complessivamente a circa 1.100.000 euro. Le indagini della Guardia di Finanza di Gorizia, a seguito di quanto deciso dalla Procura della Repubblica Isontina, hanno portato alla denuncia di 6 funzionari degli enti interessati e un dipendente della società veneta fornitrice degli scuolabus. Conferita a Trieste ai Carabinieri la cittadinanza onoraria. Ieri nella sala del Consiglio Comunale è stata conferita l'onorificenza nelle mani del comandante interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, che ha ringraziato il sindaco, il presidente della massima assise comunale e i consiglieri che hanno votato all'unanimità per il conferimento. Sveltire i controlli per l'ingresso in Italia sul valico di Fernetti, portando a 2 le carreggiate sulle quali operano le forze dell'ordine. Completare gli interventi di posa della pubblica illuminazione sulla strada dell'ex valico di seconda categoria di Zolla, in modo da favorirne l'utilizzo da parte dei frontalieri, sgravando così una parte del transito di Fernetti. Coinvolgere tutte le istituzioni interessate sia da parte italiana sia da parte slovena, arrivando anche alle sedi ministeriali. In sintesi sono questi gli esiti del primo incontro ufficiale che ha visto impegnati nel municipio di Sesana i componenti di una task force italo-slovena costituita allo scopo di cercare di ridurre le conseguenze di una situazione che alla fine di agosto rischia di paralizzare una delle principali porte d'ingresso in Italia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo da variabile nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso verso la costa. Possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili dalle ore centrali, su pianura e zona montana, specie sulla fascia occidentale. Sulla costa vento debole da sud o sud-ovest, sulla zona montana vento moderato da sud in quota. Temperature minime in pianura fra 14 e 17, le massime fra 26 e 29 gradi, sulla costa minime fra 20 e 22, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.